Prima iniziativa di tipo privato e terza nel comune di Udine si porta avanti dunque il discorso della casa dell'acqua, evitando gli sprechi poi delle bottiglie di plastica. Sì, sono molto contento di essere qui a portare il saluto dell'amministrazione comunale. Questo è un percorso che noi condividiamo molto, l'abbiamo appoggiato già in altre occasioni. I cittadini lo approvano, lo apprezzano, vediamo che ci sono file di persone che hanno voglia di prendere l'acqua in questi posti. Quindi che ci sia un privato qui al Terminal Nord che abbia voglia di fare questa iniziativa per noi è molto significativo. Si tratta della prima volta che un soggetto privato, commerciale, mette a disposizione un servizio come questo per i clienti nostri, ma direi anche per i cittadini di Udine e per la comunità che comunque gravita attorno a Terminal Nord. È quindi un progetto che ha questo tipo di valenza e che aggiunge a questo tipo di servizio un messaggio forte in termini ambientali, in termini di rispetto ambientale, quindi di sostenibilità ambientale, nel senso che grazie a questi distributori evitiamo produzione di plastica, evitiamo trasporto su gomma, quindi di fatto andiamo anche noi a contribuire a quello che è la riduzione dell'impatto ambientale. Come funziona uno strumento di questo tipo? Dunque il cittadino viene qua, come può adoperare e utilizzare questo strumento? Si tratta alla fine di un distributore di acqua, è un distributore gratuito, quindi l'acqua che viene fornita è assolutamente gratuita, abbiamo sia l'acqua naturale e anche per chi lo desidera dell'acqua addizionata di anidride carbonica, quindi acqua gassata. In questo caso richiediamo un piccolo contributo di 5 centesimi al litro per la filtrazione e per l'addizione di anidride carbonica, quindi molto semplice. Un progetto a chilometri zero, volevo specificarlo, l'acqua chiaramente viene dal sottosuolo e anche il distributore viene da un'azienda locale, quindi è veramente un progetto pensato a chilometri zero.